abbiamo modo di averti appunto come ospite per una serie di vari motivi, potremmo dire. Ecco, il primo è conoscerti meglio da un punto di vista professionale. Ti conosciamo già come studentessa e infatti lascerò a Jack la prima domanda, essendo stato lui al tempo il tuo prof. E appunto tutore per quanto riguarda una riscoperta e un approccio alla lingua inglese. Lui però cercherà appunto di orientare questa tua prima domanda, questa tua prima question, di questo question time a livello di podcast, più verso quelle che magari sono le tue esperienze e i tuoi sviluppi professionali di persona, appunto all'interno di un mondo estremamente interessante che è quello del design e dell'interior design in particolare. Se tu ami il tuo lavoro e lo trasmetti ai tuoi clienti, poi insomma i risultati arrivano. Io poi mi sono staccata dalla mia famiglia, nel senso mi sono staccata dall'attività del mio papà e ho aperto questa mia attività qui a Bassano perché veramente si possono trasgredire non tutte, ma quasi tutte le regole. Ci sono delle regole ben precise, ma tante si possono trasgredire. Non è come la grammatica, insomma. No, gli uccelli per esempio, non so, il gabbiano fa il nido per il gabbiano, il pettirosso fa il nido per il pettirosso, ma non è che il gabbiano si deve fare il nido come il pettirosso, cioè noi siamo un po', ma è un po' la nostra società purtroppo che ci porta a fare questo, siamo un po' tendenzialmente abituati a... Specialità, quanto la metti in pratica e che valore dai anche nell'approcciare e nell'analizzare quello che è tutto il mondo dell'interior design con cui in qualche maniera o ti accompagni o alcune volte, come appunto Jack ha introdotto, vai a sbattere contro. Adesso stai facendo un balzo a quello che è l'international come riferimento, come mercato, in cui ti dovrai ritrovare non soltanto a comunicare in una lingua, in una grammatica diversa, ok? Ma ti dovrai raffrontare con culture, metodi di comunicazione, canali comunicativi estremamente più Che vasti. poi abbiamo presentato appunto in Fiera Milano. Andare in Fiera Milano è ovviamente mettersi in mostra in un ambiente veramente internazionale, dove comunque sì, ci sono i buyer italiani, ma ci sono anche quelli stranieri, quindi quando noi siamo arrivati in fiera ci sono arrivati veramente compratori da tutto il mondo. E lì è entrata la British, ovviamente, perché tutto merito vostro, devo dire, no?